mi chiamo Ailin Carrillo e lavoro in Vertiv come assemblatore meccanico frigorista. Quando ho deciso di rivolgermi al centro per l'impiego di Pieve di Sacco, diciamo che ero un po' in ansia perché era la prima volta, quindi l'operatrice mi ha accolto con una disponibilità unica, ha visto il mio curriculum e allora mi ha detto: guarda che c'è una proposta di lavoro, vista la tua esperienza potresti fare un colloquio. Vertiv ci ha richiesto 60 lavoratori da inserire nel proprio organico a seguito di un picco di lavoro piuttosto importante. Abbiamo proceduto su due strade principalmente. La prima è stata quella di utilizzare la nostra banca dati IDO, utilizzando dei filtri specifici che ci permettessero di individuare i profili più adatti. Dall'altro lato invece abbiamo avuto il supporto fondamentale dei case manager del Centro per l'Impiego di Pieve di Sacco, che ci hanno supportato in facendo colloqui e ricerche, e abbiamo avuto anche il supporto dei case manager degli altri centri per l'impiego che ci hanno segnalato profili molto interessanti, soprattutto i centri per l'impiego limitrofi. Il primo colloquio con la lavoratrice è avvenuto circa un anno fa, al termine di un suo rapporto di lavoro. Sulla base anche dell'esperienza maturata nell'ultimo rapporto di lavoro, abbiamo concordato di abbinare il suo nominativo a incontro al lavoro Vertiv per i profili richiesti. Lavorare con il centro per l'impiego significa innanzitutto fare rete di comunità con il territorio e soprattutto anche da territori limitrofi come Chioggia o come la zona verso Adria. Inoltre avevamo già una preselezione svolta dal centro per l'impiego che è stata molto utile per poi arrivare alla scelta corretta in base alle nostre esigenze. Io mi sono recato all'inizio al centro per l'impiego di Chioggia e subito ho conosciuto delle persone molto affabili, buone e capaci nel loro lavoro, che mi hanno dato la possibilità di rifare il curriculum vitae in maniera adeguata. Poi mi hanno inserito in vari colloqui dove ho avuto la possibilità di avere un colloquio che poi è andato comunque a buon fine. Ad oggi 25 persone sono state assunte a tempo determinato per 6 mesi e quindi per noi questo è stato sicuramente un ottimo risultato. Allora, le competenze che ho messo in gioco sono state la capacità di orientare la lavoratrice in base al suo profilo professionale verso le vacancy presenti in quel momento sul territorio. Altra cosa importante è stato sicuramente la nostra capacità di collaborare con i case manager, quindi c'è stato un lavoro di squadra, un lavoro di gruppo, sia appunto con i case di Pieve di Sacco ma anche con quelli degli altri centri per l'impiego. Da quando sono qui ho fatto parecchi corsi, mi sta facendo crescere professionalmente. La mia situazione oggi è molto favorevole rispetto a prima. Sono tornato un ragazzo di una volta con una voglia grande di lavorare come prima.